Almeno 10.000 persone fra dentro e fuori le mura in un delirio collettivo con quel conto alla rovescia e l'ovazione al momento della partenza delle grandi stelle campioni del mondo di ciclismo per il Giro d'Italia, 14ª tappa verso lo Zoncolan in una cittadella tinta di rosa. Dopo 13 anni il Giro torna a Cittadella in maniera diversa da come era arrivato 13 anni fa. Una giornata di grandissimo sport, veneto sicuramente, italiano sicuramente, ma anche internazionale. Siamo molto emozionati e siamo curiosi anche di sapere chi arriverà primo e auguriamo a tutti tanta fortuna. La maglia rosa? Sì, l'abbiamo acquistata. Ecco, che cosa sta provando? Un'emozione, anche se mi fa un po' paura tutto questo assembramento, onestamente. Però il ciclismo vince? Purtroppo sì. Partiti da Vicenza, questa mattina alle 8:30-9 eravamo in bici e piano piano arrivati qua. Cos'è, una tappa immancabile anche per voi? Come partenza è comoda da vedere e dopo andiamo a vedere l'arrivo in televisione. Una grande emozione, sono più emozionata così, però sì, è una grandissima emozione, soprattutto vedere il papà felice. Dopo anni e anni di bici finalmente può. Allora lei è un papà felice oggi? Sempre col ciclismo, sempre.